telespettatori siciliani, ben ritrovati anche per questa domenica sera con il consueto appuntamento settimanale di Penalty, diviso in tante fasce. La prima fascia tra le 19 e le 21 con i risultati, le classifiche, i commenti e gli ospiti sul calcio dilettantistico siciliano, poi a seguire a partire dalle 21 sino alle 22:15 la sala stampa di Penalty, che come tutti ben sanno riguarda principalmente il calcio professionistico delle nostre belle squadre siciliane, e oggi avremo di che parlare. E poi si chiuderà questa bellissima domenica serale tutta targata Video Mediterraneo con l'ultimo appuntamento dedicato interamente al calcio a 5 con il Penalty Futsal, guidato e condotto come al solito da Alessio Patti. Insomma, anche questa settimana una lunga maratona sportiva per seguire a 360 gradi un pallone che certe volte è piccolo, come nel caso del calcio a 5, ma certe volte è regolamentare, come del resto lo è sempre nel calcio dilettantistico e nel calcio professionistico. Vado subito a salutare la simpatia di Carmelo Puglisi. Ciao Ettore, ben trovato Carmelo. Buonasera a tutti i nostri telespettatori. Oggi non so perché, ma ti vedo molto galvanizzato. Sei sereno? Sì, molto. Benissimo. La bellezza che non conosce confini, devo dire, ci sorprende sempre di più. Poi ci spieghi, secondo me fai delle lampade, perché sei sempre abbronzata. Jenny Diara. Può darsi. Buonasera Ettore, buonasera a tutti. Fai le lampade? Vi svelerò il segreto, ancora no. Ah, non posso. benissimo, va bene, grazie a Jenny. E oggi dobbiamo salutare il primo ospite, perché gli altri ci raggiungeranno durante il corso del nostro programma. Dobbiamo salutare il nostro attore giocatore, colui che ha realizzato insieme al nostro Angelo Pandolfo, sotto la guida di Francesco Carabino, la sigla iniziale di Penalty, che quest'anno ha avuto un successo planetario, direi, ma forse è un po' esagerato. Luca Bracciolano, ciao Luca. Buonasera Ettore. Ma cosa fai, l'attore oppure il calciatore? Ma penso nessuno dei due. Non è vero, fai il calciatore, anche se adesso sei momentaneamente infortunato, perché abbiamo saputo di un tuo incidente. Tu giochi con l'Atletico Pedara quest'anno, campionato di promozione, che tra l'altro insomma è risalita in classifica, e questa è una cosa positiva, ma soprattutto nel caso tuo c'è stato questo infortunio. Come è successo? Dacci qualche informazione. Calciando una punizione sono rimasto piantato. Infatti mi sono accasciato un attimo, il mister pensava fossi stanco. E invece? Ho detto no, guardi, mi sono rotto, fammi uscire. Ah, addirittura. A questo punto ti dovrai operare, no? Sì, penso nei prossimi giorni. Stagione finita, allora, come si dice in gergo tecnico. Stagione finita, Io però... spererei di no. Però le tempistiche sono quelle. Beh, le tempistiche sono un po' lunghette, un mesetto pieno almeno. Sì, soltanto Franco Baresi nella finale del mondiale dopo 23 giorni è ritornato in campo dopo un'operazione di menisco, ma credo che non è il caso tuo. Avevano altri medici forse. Indubbiamente. Però devo dire che la stagione a Pedara si è incalanata verso una buona posizione dopo insomma, una parte iniziale della stagione che non ti ha visto protagonista perché eri in un'altra società. Adesso comunque il Pedara è tranquillo, si è salvato. Sì, stiamo seguendo il nostro mister, che secondo me è fuori categoria. Orazio Pidadella, che abbiamo avuto già ospite qui. E ha portato una ventata di proprio mentalità vincente. Di professionalità, oserei dire. Quanti gol hai fatto quest'anno? Andiamo avanti. Andiamo avanti, va bene, ok. Allora, Jenny Cara, siamo pronti per parlare del campionato interregionale, lo facciamo subito con i risultati, poi ci sono i commenti, avremo anche tra l'altro la presentazione ufficiale del nuovo allenatore dello Scordia, perché in settimana c'è stato l'esonero di Natale Serafino a Scordia. Battuta veloce? Vedremo se sia ancora in tempo per raddrizzare la stagione. Vedremo più che altro se questa scelta risulterà tardiva oppure no. Credo che sia tardiva, ma comunque soltanto i risultati poi potranno dire la verità. Allora Jenny, subito con i risultati di questa nuova giornata, la giornata numero 10 di oggi domenica 28 febbraio. A te Jenny. Cavese Sarnese 0-0. Gragnano Palmese 3-1. Siracusa Noto 2-0. Frattese Agropoli 3-1. Leonfortese Roccella 0-0. Rende Due Torri 1-1. Marsala Gelbison rinviata
Vibonese Reggio Calabria sospesa, Vigor Lamezia Versa Normanna 1-1, ha riposato Città di Scordia. Allora è stata una settimana abbastanza positiva per la squadra siciliana del Siracusa, che sta cercando insomma di, non dico vincere il campionato, ma quantomeno di arrivare altissime in classifica in una prospettiva di ripescaggi. Però indubbiamente sanno tutti che il discorso dei ripescaggi è sempre un terno al lotto, soprattutto nel campionato interregionale. Attualmente questa vittoria importante con il Noto ha portato il Siracusa a soli 2 punti dalla Cavese, che si è fermata. Eccola qua la schermata con la classifica, la legge la nostra Jenny. Cavese Frattese 57, Siracusa 55, Reggio Calabria 41, Vibonese Aversa Normanna 40, Sarnese Due Torri 38, Leonfortese 36, Gragnano 35, Marsala 32, Agropoli Noto 31, Roccella 30, Palmese, Rende 29, Gelbison 24, Vigor Lamezia 22, Città di Scordia 17. Allora ricordiamo che in classifica il Marsala, Gelbison, Vibonese e Reggio Calabria hanno una partita in meno. Adesso lettura del tabellino della prossima giornata. Si giocherà Agropoli Gragnano, Aversa Normanna Rende, Due Torri Marsala, Gelbison Siracusa, Noto Vibonese, Palmese Città di Scordia, Sarnese Vigor Lamezia, Reggio Calabria Frattese, Roccella Cavese, riposerà la Leonfortese. Allora Carmelo, come abbiamo anticipato poc'anzi, chissà se questo cambio della gestione tecnica a Scordia porterà i suoi frutti. Certo le partite non sono tantissime, stiamo a vedere. Per certi aspetti, Ettore, rimane una scelta opportuna, perché comunque Giovanni Campanella è un allenatore di grande personalità e una scossa all'ambiente l'ha data di certo. Diciamo che è comunque un cambio che ha degli aspetti comunque positivi. Dico io, la butto lì, Ettore. Tra poco sentiremo anche nella peggiore delle ipotesi, lo Scordia avrà un allenatore vincente e valido per l'eccellenza dell'anno prossimo. Sono d'accordo. Quindi comunque sia è un cambio che ha tante sfaccettature positive e non è detto che comunque fino all'ultimo lo Scordia riesca a mantenere accesa la fiammella della speranza. Intanto sulla giornata di oggi c'è da segnalare questa bella vittoria del Siracusa. No, io ti volevo un attimo fermare perché abbiamo un insert, riguardate proprio la presentazione da parte del presidente dello Scordia di Campanella, così sentiamo le battute a caldo di questo fine settimana, perché lo Scordia, con il fatto che abbia riposato, probabilmente ha resettato tutto e quindi la prossima settimana tenterà questo miracolo, vedremo. Allora sentiamo la clip riguardante il presidente dello Scordia Gallo e il nuovo allenatore appunto dello Scordia, Giovanni Campanella. Più buio di mezzanotte non può fare, noi oggi siamo ultimi in classifica, sappiamo com'è la situazione, abbiamo 17 punti, dobbiamo rincorrere le nostre dirette concorrenti, sono combinate meglio di noi, stiamo cercando e cercheremo in tutti i modi di poter, diciamo, scalare questa montagna che sembra, diciamo, invalicabile, ma come sempre, come ho parlato anche nel corso di questi anni e come mi conosci, sai benissimo che non mi arrendo mai. È un'impresa ardua, difficile, un'impresa alla quale ho tenuto, la Serie D non può sfuggire in un solo anno, perché la Serie D è stata il sogno e, diciamo, la costruzione di un progetto calcistico che è partito qualche anno fa. Le cose quest'anno fino ad oggi non sono andate come dovevano andare, non per colpa di nessuno, la colpa principale, diciamo, è la mia, assolutamente, me la sono sempre presa e quant'altro. Oggi ho deciso di dare uno stop a quella che era la precedente situazione e di affidarmi alla conduzione tecnica di mister Campanella, che ho il piacere di avere qua accanto. Ci credo fortemente, anche perché in giornata, domani, dovrebbe uscire la sentenza definitiva sulla partita della Leonfortese, quindi noi potremmo, utilizzo, diciamo, il condizionale, insomma siamo messi nelle condizioni di poter recuperare anche questi 3 punti, ma anche se ciò non fosse noi abbiamo potenzialmente 27 punti a disposizione, con la grinta e il carattere che contraddistingue mister Campanella.
siamo tutti qua per credere in questo progetto, portarlo avanti e salvarci, non dico direttamente perché veramente sarebbe un'impresa storica come vincere il campionato, ma salvarci anche con i play-out. Io sinceramente ho accettato perché ci credo, ho visto la squadra e penso che questa squadra non si possa trovare in questa posizione, però purtroppo i fatti danno torto fino adesso allo Scordia e ripeto è un'impresa ardua, però nella vita niente è impossibile. Io ci metterò tutta la mia esperienza, tutta la mia grinta, tutta la mia determinazione e così voglio che lo facciano i giocatori perché, come diceva il Presidente, questo è un progetto e questa Serie D non può sfuggire allo Scordia che se l'è meritata, se l'è guadagnata onestamente e devo dire che sia un peccato adesso perderla per un'annata diciamo balorda. Questo non deve succedere. Ho parlato con i giocatori e voglio gente motivata, anche perché con il Presidente abbiamo fatto un discorso leale, onesto con tutti. Chi ci vuole stare ci sta, chi non ci vuole stare se ne può andare a casa. Chi rimane deve credere, perché la società ci crede, l'allenatore ci crede, ci devono credere soprattutto i giocatori, perché sono loro, a prescindere dal discorso che io posso dare delle direttive, delle cose, però chi entra in campo sono i giocatori, la differenza la faranno i giocatori e speriamo che sia così. C'è ottimismo e questa è una cosa importante, quindi evidentemente sia il Presidente che il Mister Campanella credono a questo miracolo e noi insomma vogliamo credere anche noi a tutto questo. È importante perché comunque al di là di come andrà a finire l'ambiente scordivo è vivo, ancora la società è molto forte, molto solida, certo. Il gruppo ancora tiene, indipendentemente da come andrà a finire, comunque è importante che questa realtà abbia un futuro in Dio, in eccellenza che sia. Sono d'accordo. Allora, hai anticipato poc'anzi il discorso del Siracusa che ha vinto nell'anticipo di sabato contro il Noto 2-0, può già partire anche una clip che riguarda il secondo gol di Catania. Sul Siracusa cosa possiamo dire? Che a questo punto possiamo e dobbiamo crederci tutti noi siciliani, no? Sicuramente è perfettamente in corsa il Siracusa, perché il distacco dalla vetta è di soli 2 punti, la Cavese oggi ha pareggiato in casa con la Sarnese, anche la Frattese nonostante abbia vinto ha ancora qualcosa da registrare, quindi le 2 campane sono tutt'altro che imbattibili, il Siracusa è pienamente in corsa, mentre invece al Noto il cambio di allenatore non è servito in settimana, era stato esonerato. Non è che abbia tanto capito questo cambio, se devo essere sincero. In effetti è difficile da spiegare perché al di là delle 4 sconfitte consecutive Cacciola aveva fatto un ottimo lavoro durante l'anno. La squadra comunque è già salva, anche lì probabilmente ci sono altri tipi di motivazione, solo chi conosce bene la realtà può andare ad analizzare. Completando l'analisi di questa giornata... No, perché poi c'è una battuta anche di un giocatore del Siracusa, di Davide Porcaro. Ettore, volevo sottolineare il buon punto esterno del Due Torri, sì, è vero, che continua la sua serie utile, 4 risultati utili consecutivi, oggi buon punto, conquistando a rende dagli uomini di Venuto. Allora, sentiamolo questa brevissima intervista di Davide Porcaro, attaccante del Siracusa, che insomma ha realizzato il secondo gol, a dimostrazione che comunque questo Siracusa crede fortemente, indubbiamente, nel passaggio in Lega Pro. Davide Porcaro. Allora siamo qui con Davide Porcaro, oggi all'esordio da titolare con la maglia del Siracusa e subito in gol. Sì, sono molto contento per me perché è da tanto tempo che aspettavo questo giorno del mio esordio, per me è una cosa molto importante. Sono soddisfatto della vittoria di oggi, del mio gol, non potevo festeggiare esordio migliore secondo me. Altri 3 punti importanti, la rincorsa continua. Sì, sono importantissimi, noi non pensiamo agli altri, noi pensiamo solo a noi e dobbiamo vincere tutte e poi alla fine vedremo chi ne avrà la meglio. Noi tutti tifiamo Siracusa perché un'altra squadra in Lega Pro fa sicuramente piacere. Allora, così come fa piacere ricevere oggi nei nostri studi una squadra che
prima tra tante riesce finalmente a vincere il suo campionato e quindi a passare di categoria dal campionato di promozione. Il prossimo anno disputerà il campionato di eccellenza, parliamo del Biancavilla, e questa sera abbiamo ospite subito il presidente Giuseppe Furnari. Buonasera Presidente, contento? Soddisfatto. È stata una stagione importante, avete praticamente ucciso un campionato, lo possiamo anticipare, anche se poi andremo a snocciolare i particolari quando parleremo specificatamente della promozione. È stato comunque un campionato molto intenso da parte vostra. Io sono non violento, quindi non ho la pretesa di uccidere nessuno. Comunque è stato un campionato veramente molto intenso, molto impegnativo, perché comunque che se ne dica è un campionato, al di là dell'episodio del San Gregorio, che è un po' diciamo, sì. Però è stato un campionato in cui veramente ci sono delle squadre di livello, quindi credo che il nostro risultato è assolutamente meritato. Assolutamente meritato. Insieme al Presidente è arrivato anche il direttore Marco Alberio. Buonasera direttore, contento, no? Sì. Sicuramente sì. È stata una stagione travagliata in alcuni momenti, però poi alla fine credo che sia strameritato il successo, come ha detto appunto anche il Presidente. Sì, siamo partiti bene fin dall'inizio e abbiamo dimostrato insomma dal primo momento di fare risultati importanti, e poi ci siamo trovati sulla strada giusta, abbiamo continuato e grazie al lavoro del mister, grazie al gruppo e ai ragazzi abbiamo disputato una grande stagione. Perfetto, avremo modo insomma di raccontare questa bellissima cavalcata durante il corso della nostra trasmissione, perché così capiremo anche quali sono i progetti per la prossima stagione, che sarà ancora più impegnativa. Presidente, sa benissimo che il campionato di promozione sicuramente è diverso rispetto al campionato di eccellenza e viceversa. Per chiudere però la parentesi dedicata al campionato CND, una domanda sul Siracusa gliela voglio fare. Prego. È contento che un'altra squadra possa andare eventualmente in Lega Pro, insomma, anche perché Siracusa tra i dilettanti non è che dà fastidio, però toglie pubblico, no? Assolutamente, io sono da 2 anni impegnato per caso, grazie ai miei figli che mi hanno tirato per vari motivi nel mondo del calcio, quindi vengo dalla professione, quindi sono prestato, e adesso invece a pieno titolo Se a primo anno vuol dire che porta bene, ha vinto già subito. Ma l'anno scorso eravamo in prima categoria, abbiamo preso una società che l'anno scorso rischiava di scendere in seconda, abbiamo risanato un bilancio dissestato, ci chiamano da Lega dicendo ma che cosa sta succedendo a Biancavilla? Poi l'ambiente è assolutamente rinnovato, abbiamo messo al centro il fair play, quest'anno abbiamo avuto anche il premio fair play dell'Ussi, nel senso la sportività, quindi la lealtà nel campo di gioco, con questi requisiti. L'anno scorso abbiamo praticamente fallito la finale per la promozione dopo aver vinto i playoff, e quindi per noi quest'anno diventava un imperativo categorico far bene. Ci siamo riusciti perché abbiamo fatto una preparazione iniziale che ci ha consentito di fare anche delle scelte importanti su dei giocatori, e quindi abbiamo messo in campo una squadra che dal nostro punto di vista doveva servire per mantenere la categoria. Infatti l'obiettivo erano i 40 punti, noi dobbiamo salvarci, siamo andati oltre, perché poi vedendo i risultati io personalmente ho fatto di tutto perché la squadra veramente si rafforzasse e quindi raggiungesse l'obiettivo. Perfetto, grazie Presidente. Devo dire che insomma il Biancavilla in eccellenza ci può stare come se ci sta, ci deve stare. È una piazza importantissima, tra l'altro Ettore sono contento perché noi oggi abbiamo fatto collezione di numeri 9, avevamo Bracciolano, abbiamo adesso anche Marco Alberio che tanti ricorderanno, e come oggi direttore sportivo, attaccante 10 Reali, Gea Virtus, forse uno dei più grandi talenti tra virgolette inespressi che abbiamo avuto. Sfortunati, però ha fatto anche una bella carriera, voglio dire. Poi loro lo dobbiamo stuzzicare sulla Ciriale. Assolutamente. Direttore, ti possiamo stuzzicare sulla Ciriale più tardi? La Ciriale è sempre nel mio cuore. Oggi ha perso in casa però, brutta notizia. Va bene, allora ci dobbiamo fermare, abbiamo il primo break pubblicitario, ce lo lancia la nostra Jenny, tra poco ritorneremo a parlare di calcio dilettantistico, lo facciamo con i 2 gironi di eccellenza che tante emozioni stanno regalando. Oggi probabilmente nel girone B qualcuno ha scritto la parola fine, però non anticipiamo niente. Io volevo ricordare ai nostri telespettatori che possono interagire con noi, i nostri ospiti qui in studio. Con te personalmente pure? Ma no, magari no, parliamo solo di calcio. Va bene. Al numero 336 9207 27. Ci vediamo tra qualche istante, pubblicità.
ritrovati in studio, siete con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Questa è la quinta stagione, parliamo solo ed unicamente di calcio dilettantistico tra le 19 e le 21. Vi ricordiamo che poi alle 21 lo spazio di Penalty diventa professionistico con la Serie A, con il Catania che purtroppo, insomma, perdendo in casa è già ufficiale, ci sarà un nuovo allenatore, però di questo ne parleremo abbondantemente dopo le 21. Parliamo adesso del campionato di eccellenza, però dobbiamo fare un plauso al Mazzara. Nel frattempo possono già partire le immagini, perché è andato a vincere fuori casa in Calabria ed è passato agli ottavi, se non sbaglio, no? Sì, il Mazzara ha ormai fatto una scelta, insomma, più che scelta, ormai la stagione ha preso un binario preciso, stanno puntando tutto sulla Coppa, la formazione di Tommaso Napoli sta puntando tutto sulla Coppa e ha ottenuto questo successo importante che le consente tra l'altro di coltivare questo sogno. Ricordiamo, alla fine di questo lungo tragitto, di questo lungo percorso, la vincente della Coppa Italia nazionale di eccellenza è automaticamente promossa in Serie D, quindi la posta in gioco è estremamente alta e il Mazzara sta dimostrando, anche perché al di là della classifica in campionato, il Mazzara è una squadra che ha un grosso tasso tecnico, ha giocatori importanti e quindi ha tutte le carte in regola per arrivare in quarta serie. Carmelo, poi tra l'altro sottolineiamo che il Mazzara ha una tradizione anche a livello professionistico, quindi voglio dire, l'eccellenza gli sta stretta. Ma oltre ad avere una grande tradizione ha anche una squadra di un certo tipo. Questa è l'azione del 3-2, c'è stato un errore da parte di un giocatore del Sersale e poi subito l'attaccante del Mazzara si è involato e ha portato a casa questa vittoria con questa bellissima tripletta. Complimenti al Mazzara. Bene, allora parliamo adesso sempre del campionato di eccellenza. Lo facciamo con i risultati del girone A e allora a tal proposito arriva subito la nostra Jenny con i risultati di questa giornata odierna. A te, Jenny. Alba Alcamo, Raffadali, rinviata. Camarat, Dattilo Noir 0-1. Scusatemi, 1-1. Libertas 2010, Folgores Linunte 0-1. Mazzara, Gela 1-2. Mussomeli, Atletico Campofranco rinviata. Paceco, Castelbuono 1-0. Parmonval, Pro Favara 1-1. San Cataldese, Cus Palermo 3-1. Allora, in classifica sottolineiamo che questa vittoria del Gela lancia la squadra praticamente solitaria in vetta. Guardiamo la classifica insieme appunto alla nostra Jenny, sottolineando che a seguire abbiamo questo Dattilo Noir con 47 punti e la San Cataldese che vince in casa 3-1 e va a 46. Guardiamo la classifica. Gela 49, Dattilo Noir 47, San Cataldese 46, Castelbuono, Paceco 41, Mazzara 35, Alba Alcamo 35, Folgores Linunte 32, Atletico Campofranco, Parmonval 29, Raffadali 25, Mussomeli 24, Pro Favara 24, Camarat 22, Cus Palermo 20, Libertas 2010 11. Ricordiamo che in classifica l'Alba Alcamo, il Raffadali, il Mussomeli e l'Atletico Campofranco hanno una partita in meno. Adesso guardiamo il tabellino del prossimo turno. Questi gli incontri: Atletico Campofranco Mazzara, Cus Palermo Camarat, Dattilo Noir Paceco, Folgore Selinunte Alba Alcamo, Gela Libertas 2010, Castelbuono Parmonval, Pro Favara Mussomeli ed infine Raffadali San Cataldese. E proprio con la San Cataldese vogliamo aprire il girone A e abbiamo subito in collegamento il mister della San Cataldese. Dovremmo avere già in linea Rosario Marcenò. Mister, mi sente? Sì, salve. Buonasera mister, allora vittoria importante in casa contro un Cus Palermo che certamente in questo momento non naviga in buone acque, però per voi erano fondamentali i 3 punti proprio per tenere agganciato ancora il sogno diretto della promozione, giusto? Sì, oggi era una partita importante per noi, era importante ripartire
Fortunatamente siamo riusciti a fare una buona gara e a portare a casa i 3 punti che per noi sono importantissimi per il proseguo di questo finale di stagione. Certo che è un girone A molto intenso perché c'è questo Gela che vuole assolutamente vincerlo per raggiungere la sospirata promozione nel campionato interregionale, però la sorpresa Dattilo probabilmente è la mina vagante tra questo terzetto che si chiude appunto con la vostra presenza. No, sicuramente il Gela è la squadra favorita sia per blasone sia per organico, però fino ad ora nessuno è riuscito a prendere il largo. Ci sta provando ora in quest'ultima giornata il Gela con questa vittoria importante che ha fatto a Mazzara, però che penso fino alla fine ci sarà da lottare e sarà una bellissima lotta. Mister, voi avete fatto un campionato straordinario, pesano soprattutto però i punti persi negli scontri diretti, sia quelli a Gela che quelli a Paceco con il Dattilo. Sì, sicuramente. Purtroppo al giro e ritorno abbiamo avuto questi due scontri diretti tutti e due in trasferta. Peraltro ci siamo arrivati falcidiati dalle squalifiche in entrambe le partite e purtroppo quando si perde uno scontro diretto è come se perdi 4 punti e questo ha manifestato questo distacco che abbiamo preso dalla capolista Gela. Ma voi comunque ci credete, no? Siete ancora convinti e determinati che la vetta è ancora raggiungibile, mancano ancora un paio di partite, certo il Gela parte leggermente avvantaggiato, però voi credo che siete ancora determinati a dire la vostra sino all'ultimo, credo che quella non manchi, la determinazione tra l'altro è stato un po' il fiore all'occhiello della vostra stagione. No, per quanto riguarda la determinazione noi ne facciamo la nostra arma principale come squadra e quindi da qua alla fine non possiamo mollare in un percorso che abbiamo iniziato 2 anni e mezzo fa che ha portato questa squadra ora a giocarsi qualcosa di bello e importante per la città e per tutta la società. Certo. Quindi ci proveremo fino alla fine. In Sicilia tanti addetti ai lavori dicono che lei è destinato a una carriera importante da allenatore. Le chiedo, anche se lei non mi risponderà, già ha avuto qualche contatto da Lega Pro Serie D o è ancora presto? No, con molta onestà in questo momento non ho ricevuto niente, il mio pensiero è rivolto all'Asa Cataldese e a cercare di concludere nel migliore dei modi questa stagione. Va bene, allora noi le auguriamo un buon proseguo, sarà un campionato intenso sino all'ultima giornata e credo che sicuramente, come ha già detto bene lei, questa San Cataldese darà filo da torcere a tutti. Auguri e complimenti per la stagione, grazie mister. Grazie, una buona serata a tutti. Grazie a Rosario Marcenò. Nel frattempo possiamo già far vedere anche i gol che hanno permesso appunto alla squadra di mister Marcenò di vincere questa partita contro questo Cus Palermo che probabilmente sta zoppicando troppo e forse addirittura si parla di un possibile avvicendamento in panchina di Marco Aprile. Però nel frattempo che partono le immagini voglio sentire una battuta anche su questo Gela che comunque è andato a vincere a Mazzara. Il Gela oggi ha fatto una grande partita. Per restare in tema San Cataldese, oggi l'impegno era oggettivamente agevole. Alla portata. Fra la squadra di Marcenò e quella di Aprile la differenza di valori tecnici è evidente. Il Cus sta provando a lottare per la salvezza, tra l'altro oggi il turno complessivamente le è stato sfavorevole proprio perché il Camarat ha fermato il Dattilo e ha guadagnato un punto sul penultimo posto, quindi la situazione per il Cus si fa veramente complicata. Per il resto dicevi bene del Gela, oggi vittoria pesantissima a Mazzara, tra l'altro gara impegnativa. Il Mazzara probabilmente, specie nel primo tempo, ha pagato l'impegno di Coppa. Il Gela ha trovato subito i 2 gol con Vincica e Bonaffini e nel finale Rosella ha accorciato le distanze, ma insomma il Gela aveva la gara in pugno e l'ha portata in porto. La sorpresa della giornata, tra virgolette, come abbiamo detto, è stato il pareggio del Dattilo a Cammarata, anche se il Camarat in realtà la posizione di classifica, quel terzultimo posto, è bugiardo. Il Camarat sta pagando una stagione sfortunata, insomma, e anche per questo insomma, la situazione del Cus Palermo a cui tu facevi riferimento è complicata proprio perché il competitore per evitare la retrocessione diretta è nettamente superiore sotto l'aspetto tecnico. Tra l'altro è importante pareggio della Parbonval che tiene appunto un po' lontana la zona caldissima della retrocessione. Il Favara ha pareggiato appunto a Palermo, tra l'altro ci sono state le dimissioni di Cerro, l'allenatore della Parbonval, adesso il nuovo allenatore dovrebbe essere Edi Tamayo, quindi insomma anche il Parbonval insomma è stata una stagione un po' travagliata e credo che comunque dovrebbe salvarsi perché è metà classifica.
Sì, ma diciamo che tutte oggi hanno fatto chi più chi meno qualche piccolo passo in avanti. Libertas 2010 già ha un piede e mezzo in promozione. Piede e mezzo, infatti. Ripeto, ampiamente compromessa secondo me anche la situazione del CUS. Voglio sentire adesso l'intervista che ha rilasciato l'allenatore del Pro Favara che ha pareggiato fuori casa contro la Parmonval. Mister Longo, partita che termina 1-1, risponde al gol di Gianmanco il suo numero 7, come valuta Grippi, come valuta la sua partita e la partita dei suoi ragazzi? Ma penso che abbiamo affrontato la partita a viso aperto, siamo venuti qua senza fare le barricate, abbiamo giocato il primo tempo alla grande, abbiamo finito anzi il primo tempo in crescendo, siamo stati penalizzati nella fase iniziale del secondo tempo dove diciamo, l'approccio mentale è stato completamente sbagliato e abbiamo subito i gol, poi magari ci siamo rimessi di nuovo bene in campo e penso che alla fine diciamo, il risultato di parità è giusto, anche se noi rimane il rammarico di aver avuto 2 o 3 occasioni diciamo, limpide e chiare per cercare di vincere la partita. Nelle prime fasi del campionato d'andata avete raccolto solo un punto nelle prime 9 partite, in questo 11 punti nelle 9, con questo il 12° punto. È un Pro Favara che con l'arrivo di De Luca ha totalmente cambiato volto. Sì, noi praticamente abbiamo preso, diciamo, con le liste di novembre, abbiamo preso De Luca, Cordaro, Maltese e Mercurio. Chiaramente il volto della squadra è cambiato, non siamo più quelli del girone di andata, siamo completamente un'altra squadra che ci consente di giocarcela diciamo, con tutti quanti. Chiaramente eravamo in ritardo in classifica, magari ora siamo messi diciamo, un pochettino meglio, però chiaramente ci sarà da soffrire insino alla fine perché siamo 7-8 squadre diciamo, impelagate nella lotta diciamo, dei play-out per non retrocedere e chiaramente poi chi avrà magari la migliore condizione, chi farà più punti riuscirà a salvarsi. De Luca ha una media gol di circa 1,35%, quindi un gol e mezzo a partita. Sarà decisivo contro il Mussomeli nella prossima in casa? Ma io spero che sia decisivo De Luca, Grippi, magari un difensore, ma l'importante è una partita che noi dobbiamo cercare di vincere a tutti i costi perché è uno scontro diretto come era uno scontro diretto oggi, è una partita che vale molto diciamo, per noi perché rappresenta un trampolino di lancio che ci può consentire magari di migliorare e fare ulteriori passi in classifica, però dobbiamo andarci diciamo, ad affrontare la partita nella maniera migliore, con l'approccio mentale giusto e non farci prendere dalla frenesia. Presidente Furnari, questo Gela che probabilmente rispetto a tante altre ha un pubblico, ha uno stadio, una tradizione, questo gioca tantissimo probabilmente appunto per un'eventuale promozione nel campionato CND. Sicuramente avere dalla propria parte a sostegno un pubblico che ti segue, sicuramente questo giova a creare anche quell'ambiente necessario per andare avanti. Comunque nei momenti difficili il pubblico ti sostiene, la tifoseria ti dà quella marcia in più che a questi livelli, ma io direi a tutti i livelli, è importante anche per le... Poi c'era insomma una tradizione che la porta a essere... Ha tante squadre in tante categorie, però certamente è una piazza importante, una città voglio dire che ha anche numericamente un seguito e quindi... considerevole. Direttore, ma a questo punto questo terzetto, Dattilo Noir, San Cataldese e Gela, chi vedi avvantaggiato e con buone probabilità di arrivare direttamente nel campionato del CND la prossima stagione? Sicuramente sono tutte e 3 vicine, però come tradizione insomma il Gela è la piazza che conoscevamo molto tempo fa. Quindi Gela, puntiamo su Gela. E direi che queste società meritano di salire su. Scusami, tra l'altro se mi permetti, tra l'altro parlavamo della San Cataldese, sì. Di Marcenò, loro come Biancavilla hanno fatto una scelta simile perché hanno puntato su un allenatore giovane che non conosceva nessuno e che si è rivelato, diciamo, sono scelte improntate, oggi si dice, al guardiolismo. Ne approfitto senza anticipare i temi della promozione. Com'è nata la scelta di Basile? Ecco, com'è nata? Rispondo io perché compete a me. Diciamo che è stato Basile a scegliere me, è una cosa all'incontrario. No, mi spiego meglio. Già Basile era l'allenatore della squadra in prima categoria, sì, quando ancora la squadra si chiamava Cometa Calcio Biancarina. Cometa Calcio, sì. E quindi già lui aveva un'esperienza di questo genere, poi quando ho preso la società l'anno scorso
abbiamo fatto un campionato di prima categoria veramente straordinario, cito per tutti come esempio 18 utili risultati consecutivi, in quella categoria non l'ha fatti nessuno, grazie al lavoro che è proprio del mister Basile, quindi mi sembrava corretto dopo aver perso la finale, come dicevo poc'anzi, per la vittoria del campionato, dopo aver vinto i playoff, mi sembrava corretto che Nicola continuasse. E i risultati giustamente stanno dalla tiene vostra. molto il gruppo, quindi un allenatore che ha queste capacità secondo me... No, ma è giusto, come dice Carmelo, che bisogna puntare sui giovani, bisogna puntare assolutamente sui giovani. Luca Bracciolano, qui dicono Gela, nessuno dice Dattilo, che dire, tu che invece conosci bene il calcio perché insomma sei stato presente in moltissimi campi, Gela ha sicuramente fame, però Dattilo e San Cataldo, così per chiudere il campionato di eccellenza Girone A, sono lì e probabilmente al primo sbaglio probabilmente ne possono anche approfittare. Ma sicuramente lì sopra è un campionato molto equilibrato, però penso che per storia, mi collego a quello che ha detto il direttore, il Gela di diritto gli spetta un po' di più. Quindi puntiamo tutti su Gela. Per la piazza che ha, sì, sicuramente. Puntiamo tutti su Gela. Bene, allora ci dobbiamo fermare Carmelo perché tra poco arriva il tanto sospirato Girone B che tu ami, perché ci sono tantissime squadre che insomma segui in modo particolare, su tutti la Ciriale, diciamolo, dai. No, la Ciriale, il Giare, no, la Ciriale tutte le squadre catanesi tutte. Poi oggi abbiamo un ex calciatore della Ciriale, quindi insomma ci possiamo Tra sbizzarrire. l'altro con lui possiamo parlare anche di Igea, perché lui ha giocato anche... Bene, ci lanci la pubblicità, tra poco rientreremo in studio per parlare del Girone B del campionato di eccellenza. Ricordiamo sempre ai nostri amici telespettatori il numero 336 92 07 27 per interagire con noi, i nostri ospiti qui in studio. Se avete dubbi, commenti, opinioni, complimenti, tutto ciò che desiderate. Poi non esagerare, dai. Va bene, dai. I complimenti fanno sempre piacere, però, certo, dai. questi fanno sempre piacere. Torniamo solo tra qualche istante, pubblicità. Ogni domenica in diretta su Video Mediterraneo, canale 11 del digitale terrestre, ma anche sul canale 823 della piattaforma Sky, l'appuntamento con penalty, tutto il calcio dilettantistico, dalla Serie D sino alla prima categoria. Vi ricordo a seguire alle 21 l'appuntamento con la sala stampa di penalty sul calcio professionistico e poi chiudiamo questa lunga maratona sportiva domenicale di Video Mediterraneo con lo spazio del penalty futsal a partire dalle 22:15 sino alle 23. Abbiamo parlato del Girone A del campionato di eccellenza, Jenny la vedo già pronta per dare subito i risultati del Girone B intrigante del campionato di eccellenza. A te Jenny. Acireale, Palazzolo 0-1, Catania San Pio X, Troina 1-3, Città di Rosolini, Sporting Via Grande 0-0, Forza Calcio Messina, Atletico Catania 0-4, Igea Virtus, Rocca di Caprileone 3-0, Orlandina, Modica 0-3, Sicula Leonzio, Giarre 1-0, Sporting Taormina, Milazzo 1-0. È stata una domenica importantissima anche perché con questa vittoria probabilmente l'Igea Virtus ha messo, come ho detto proprio in apertura del nostro programma, la parola fine a quella che potrebbe essere appunto la classifica finale di questo girone B del campionato di eccellenza. Vittoria importantissima contro il Rocca di Caprileone, la classifica la vedete, vede appunto l'Igea Virtus staccarsi notevolmente da lo stuolo di squadre che la seguono. Guardiamo e la leggiamo insieme alla nostra Jenny e poi apriamo il dibattito su questo importantissimo girone B del campionato di eccellenza. Igea Virtus 54, Sicula Leonzio, Troina, Sporting Taormina 47, Rocca di Caprileone, Acireale 46, Palazzolo 43, Milazzo 33, San Pio X 32, Giarre 31, Città di Rosolini 29, Sporting Via Grande 28, Modica 18, Atletico Catania 15,
Forza Calcio Messina 12, Orlandina 6. Voglio ricordare che la prossima domenica sarà la prima domenica di aprile, si giocherà la 10ª giornata di ritorno, abbiamo già il tabellino del prossimo turno, lo possiamo già vedere insieme, si giocherà Atletico Catania Orlandina, Giarre Igea Virtus, Modica Sporting Taormina, Rocca di Capreleone Catania San Pio X, Palazzolo Città di Rosolini, Sporting Viagrande Sicula Leonzio, Milazzo Aciriale ed infine si chiuderà con Troina Forza Calcio Messina. Allora, un 3-0 che probabilmente, Carmelo, io ho l'impressione che abbia scritto la parola fine per quanto riguarda la promozione diretta, perché poi dopo i play-off, che saranno secondo me un terno all'otto, regaleranno ancora emozioni in questo girone B. Io sono d'accordo con te, perché lo dicono i numeri, 7 punti, a parte la vittoria netta di oggi, anche se il Rocca aveva qualche attenuante, viste le tante assenze con cui ha dovuto fare i conti oggi Santino Bellimbia, ma al di là di questo 7 punti in 6 partite sono oggettivamente tanti da recuperare e credo che già a partire dalla prossima gara, che vedrà l'Igea Virtus impegnato a Giarre, la formazione giallorossa di Peppe Raffaele aspetti ormai solo la matematica. Alle spalle dell'Igea Virtus però c'è grandissima bagarre, perché ci sono tantissime squadre, credo 5 squadre in un fazzoletto di 2 punti, che potrebbero diventare anche 6 col Palazzolo, il Palazzolo sono 6 nel fazzoletto di 4 punti, quindi c'è veramente tanta roba, e oggi un bel segnale l'ha dato la Sicula Leonzio, che si è riscattata superando seppur a fatica il Giarre. Un segnale ancora più forte lo ha dato il Troina, che è andato a vincere in rimonta a Mascalucia sul campo del Catania San Pio X, riprende il passo anche lo Sporting Taormina, che batte il Milazzo e non era facile. L'incredibile invece tonfo interno è quello della Ciriale, che perde 1-0 in casa con il Palazzolo, che è decisivo un gol dell'ex di Claudio Fichera. Il Palazzolo torna in corsa per i playoff e la Ciriale rischia di vanificare anche questa rimonta che c'era stata nelle ultime settimane. Però ci piace questo girone. E attenzione, Ettore, attenzione, interessantissima, tutt'altro che chiusa, in questo senso aveva ragione 2 settimane fa qui ospite nei nostri studi l'allenatore della San Pio X, Carlo Breve. Tutt'altro che chiusa la lotta per la salvezza, dalla mancata possibilità che si facciano i playoff oggi da Milazzo 33 sino a Forza Calcio Messina 12, tutto è possibile, anche perché le vittorie di oggi del Modica a Capodorlando e soprattutto quello dell'Atletico a Messina col Forza Calcio erano anche prevedibili, Sì, però non era prevedibile che tutte le altre perdessero, certo, quindi chiaro. comunque si hanno guadagnato, e adesso anche la stessa regola dei 10 punti inizia a vacillare, anche alla luce è come se fosse una sconfitta il pareggio fra Rosolini e Viagrande. Il punto non serve a nessuna delle due. La stessa sconfitta del Giarre a Lentini non mette al riparo i gialloblu di Mancuso. Insomma, se la lotta playoff è molto interessante, altrettanto, forse di più, è quello per non retrocedere. A dimostrazione che è un girone B molto molto intrigante, sia per quanto riguarda la vetta, ma anche in questo caso adesso con questa lotta per non retrocedere. Iniziamo con il parere dei nostri ospiti, iniziamo con Luca Bracciolano. Beh, Luca, questi Igea Virtus, l'ha già anticipato giustamente Carmelo, sicuramente ha già chiuso il discorso promozione. Dietro chi vedi favorita? Perché c'è veramente l'imbarazzo della scelta, li conosci tutti: Sicula, Troina, Sporting Taormina, Rocca di Capreleone, Aciriale, e adesso con questa vittoria fuori casa, guarda caso proprio ad Aciriale, io metterei prepotentemente anche la squadra di Strano, il Palazzolo. Ma io sono un po' suddiviso perché ho amici un po' in tutte queste squadre. Ti metti in difficoltà, infatti. Però, come hai detto tu, il Palazzolo lo vedo ben attrezzato, anche perché, come dicevamo prima, molta gente di categoria superiore secondo me. Quindi seppur attardato, vedi il Palazzolo ancora super favorito, possibilmente per un buon piazzamento nei playoff? Allora, senza nulla togliere alle altre, ha un organico sicuramente, magari qualitativamente, che ha qualcosa in più rispetto alle altre. Poi Luca, quando vai a vincere al Tupparello significa che c'hai hai forza, gli attributi della grande squadra e te la puoi giocare con tutti. È vero, quindi in prospettiva anche per ulteriori incontri questo Palazzolo ha dimostrato che ad Aciriale insomma, ha grinta
esperienza e convinzione per fare risultato ovunque. Soprattutto carattere, a partire dall'allenatore e tutti i giocatori. Tipo Strano lo conosciamo bene, è vero. Poi voglio dire Strano, Nobile, Grasso che a me piace tantissimo. E quindi insomma indubbiamente un team di assoluta qualità. Sì, sì. Direttore, parliamo di questa Ciriale che conosci bene l'ambiente, conosci bene anche quelli che sono gli obiettivi di questa società. Però questa sconfitta oggi ha un po' ridimensionato, non voglio scoraggiare giustamente i tifosi, però questa sconfitta, tra l'altro uno scontro diretto, quindi è accorciata ancora di più questa zona di testa contro il Palazzolo, nessuno se l'aspettava. Come vedi il proseguo del campionato, non soltanto della Ciriale ma anche e soprattutto della Leonzo, dello stesso Troina che sorprendentemente insomma è lì? Sicuramente la sconfitta della Cireale pesa, soprattutto all'ambiente, conoscendo l'ambiente di Acireale sicuramente c'è un po' di rammarico per questa sconfitta, però ancora il campionato è tutto aperto e quindi abbiamo visto ci sono 5-6 squadre che possono lottare benissimo per raggiungere l'obiettivo. Ma chi potenzialmente può arrivare secondo in questo girone e quindi avere il miglior piazzamento prospettiva playoff? Potenzialmente tutte. Quindi sì, non ci sbilanciamo, non ti sbilanci. Perché il distacco è lì, a parte l'Igea Virtus poi c'è da lottare perché ci sono sorprese ogni domenica, una squadra che vince che perde con l'ultima e viceversa, sì. Insomma è un campionato 7 squadre che si incontrano spesso. Praticamente sì. Praticamente l'unica domenica sarà la prossima dove non ci sono scontri diretti, ma ogni domenica abbiamo visto appunto partite di grande qualità tra squadre che sono nelle zone altissime della classifica. Presidente, però Igea Virtus sicuramente una spanna sopra tante, ma Igea Virtus anche per caratura ed esperienza probabilmente aspira a categorie ancora più importanti rispetto a quella che andrà probabilmente a disputare la prossima stagione, perché ha già un background di grande qualità, ha già fatto i professionisti. Barcellona Pozzo di Gotto è un pozzo di soldi perché hanno addirittura 3 società tra promozione ed eccellenza, quindi è la dimostrazione che commercialmente ci sono i fondi per campionati di grande qualità. Sicuramente la solidità della società è importante per dare sicurezza a tutto l'ambiente, per fare investimenti di un certo livello che possono creare il collettivo, anche se poi le componenti per vincere sono anche altre, il gruppo, quindi lo spogliatoio, le doti tecniche eccetera, non voglio farla lunga. Sicuramente ha una marcia in più e lo dimostra il fatto che comunque rispetto alle seconde, tutte raggruppate, ha un certo distacco, anche se non è diciamo, matematicamente quello che serve per raggiungere la promozione, ma certamente è significativo. Me la fa una battuta sullo Sporting Taormina, perché nessuno parla dello Sporting. Io stavo dicendo che sono tutte squadre che noi conosciamo, almeno quelle che sono vicine. Con lo Sporting abbiamo fatto una amichevole l'8 di agosto, con Troina, con la Cireale, con la Sicula Leonzio, e noi abbiamo fatto una preparazione di eccellenza e quindi questo ci è servito anche per capire quale può essere la mentalità della categoria. E tra poco parliamo dei progetti perché so che sono importantissimi. Un giudizio secondo me, Ettore, è importante anche perché in questa giornata un segnale fortissimo lo ha mandato il Troina, oltre che per la vittoria con la San Pio in sé per sé, proprio perché i suoi stranieri, questa colonia di ragazzi africani che Pagana sta plasmando a sua immagine e somiglianza, sono in una condizione strepitosa. Anche il portiere di A sta facendo una stagione pazzesca, ha parato un rigore. Insomma, il vostro giudizio su questa squadra? Secondo me è una squadra molto forte e molto compatta, c'è un collettivo di livello, conosco anche i dirigenti della società che hanno sicuramente un grande ruolo nella squadra, ma la piazza del Troina è sicuramente pregevole perché è una realtà, nonostante le dimensioni del paese. Presidente, poi il prossimo anno l'interregionale, se voglio dire, mi sembra un po' troppo di caratura come campionato per un piccolo centro. Qui Alberio è una squadra molto mi conferma. Il Troina comunque è molto seguito. Cioè sì, no, questo sì, indubbiamente. Però ha una bella struttura anche, tra l'altro, come la vostra. Sì, ha ragione lei, effettivamente, però è lì, ecco, quindi i numeri dicono che ancora il Troina assieme alla Sicula Leonzio e alle altre squadre che sono a pari punti possono sicuramente lottare tra di loro, ovviamente decideranno gli scontri diretti. Però io ho avuto impressione, Ettore, non so cosa ne pensa ad esempio anche il direttore Alberio, che per quello che si è visto in questa giornata di campionato, il Troina sotto l'aspetto atletico in questo momento rispetto alle altre abbia qualcosa in più. Mi sembra un po' leggermente più in palla. Sì, dal punto di vista atletico ma anche dal punto di vista fisico, insomma,
squadra molto tosta, quindi se parliamo effettivamente di squadra che più in forma del campionato, possiamo dire che il Troina può dire la sua e poi dopo, l'abbiamo detto poc'anzi, Pagana credo che sia un allenatore di cui sentiremo parlare, perché insomma conosciamo la sua carriera da calciatore, fino in Serie B, poi è stato un nome importante a Paternò. È anche una bella storia da raccontare, perché Peppe ha interrotto prematuramente la sua carriera di calciatore per la saudace verso la sua città, verso la sua Troina. Da anni allena il suo Troina, un attaccamento meraviglioso alla sua terra, alla sua città, e oggi insomma con questo risultato... Questo problema ce l'ha Luca Bracciolano, che ha giocato con tantissime squadre, quindi Luca, questo problema di allenare una squadra dove tu ami particolarmente tutto l'ambiente non c'è, perché hai giocato con tantissime squadre, ma da grande vorrai fare l'allenatore? Io da grande vorrei giocare ancora. Vabbè, da grande prima o poi dovrai smettere, no dico domani, però non è una cosa a cui... Non aspiri? No, non ci penso più di tanto. Non ci pensi, adesso ancora vuoi soltanto guadagnare ancora la tua pagnotta giocando in campo. Volevo dirti una cosa, tu parlavi di piccoli centri. Sì. Ti posso assicurare che Chievo Verona è più piccola di Troino. Beh, questo sì, lo sappiamo, tu conosci bene Verona, però è anche vero che una mentalità un po' diversa rispetto a un Troina, perché Chievo parliamo già comunque di una città, di Verona, perché è un quartiere di Verona, quindi rispetto a Troina che è un piccolo centro, seppur bello, bellissimo, d'estate si sta benissimo. E con una però una grande tradizione calcistica, e come diceva il presidente Furnari, hanno un seguito pazzesco. È vero. Ci sono realtà che... Attenzione, non voglio non tifare per il Troina, non vorrei dire una cosa peraltro. Comunque anche se sono anche il fatto, i centri dell'Ennese, il fatto di essere anche tra virgolette isolati, comunque fa sì che la domenica tutta la città, tutta la comunità si stringa Carmelo, attorno alla squadra. Enna sappiamo benissimo come capoluogo di provincia si è disfatta dal punto di vista calcistico, quindi Troina diventa l'unico punto di riferimento proprio dell'intera provincia ennese, quindi questa è una cosa positivissima. Sì, diciamo c'è anche Leonforte, però sono due... Leonforte già parliamo di un'isola staccata, perché sappiamo benissimo insomma, che tipologia di struttura societaria soprattutto c'è a Leonforte. Bene, allora noi ci congediamo da te, caro Carmelo, con te ci rivedremo la settimana prossima per raccontare ancora questa straordinaria stagione del campionato di eccellenza A e B e dell'interregionale, sperando che insomma il Siracusa continui a regalarci delle belle emozioni. Alla settimana prossima. Grazie. Jenny, ci lanci la pubblicità, tra poco parleremo di promozione e finalmente racconteremo questa straordinaria, meravigliosa, unica stagione del Biancavilla. Vai! Torniamo solo tra qualche istante, restate con noi. Pubblicità.